Buongiorno gentili telespettatori, ben ritrovati con l'appuntamento informativo di Telefriuli. In apertura la cronaca, dopo la rissa di ieri pomeriggio in via Leopardi a Udine scoppia l'ennesima polemica tra i commercianti di Borgo Stazione. Qui hanno detto ai microfoni di Telefriuli continuamente scoppiano litigi tra bande di stranieri. Spaccio e prostituzione sono all'ordine del giorno e le forze dell'ordine non sempre intervengono tempestivamente. Borgo Stazione è ancora sotto i riflettori. Dopo la rissa tra due bande di stranieri che ieri si sono affrontate in via Leopardi a suon di calci e pugni, c'è chi ha visto spuntare fuori anche coltelli e macete, scoppia una nuova polemica tra chi in quella zona abita o gestisce una delle tante attività commerciali. Un'area insicura, come affermano, quasi una zona franca della città, dove spaccio di sostanze stupefacenti e prostituzione sono fenomeni tutt'altro che debellati. Sì, il problema è in sicurezza. Questo via Roma, via l'Europa, questo è tutto zona, vicino a stazione. Non posso passare, molto pericoloso. Ogni giorno problema. Non so perché non controllare polizia. Il problema è solo droga. Davanti da polizia, io non so io. Davanti di negozio 2-3 volte già fatto casino. Avete chiamato anche voi la polizia spesso? Chiamato a carabinieri, arrivo 2 volte a carabinieri. A cosa fanno? Niente. Poi è una situazione di tutti i giorni, dalla mattina alla sera, spaccio di droga, prostituzione, proprio una cosa allucinante. Avete chiamato spesso le forze dell'ordine? Sì, ma le chiamiamo, ma loro sono impegnati per incidenti. Tutti i giorni le stesse ragazzi, sono 5 gatti con le stesse, capito? Qua in via Roma siamo proprio disperati. E voi chiamate la polizia, le forze dell'ordine? E loro non vengono. E quando loro vengono, loro spariscono. Addirittura si mettono sotto le macchine, capito? E le cose vanno avanti già da 5 anni più o meno. Intanto, dopo la rissa di ieri pomeriggio, sono 5 le persone arrestate, per le quali però non è ancora stata fissata l'udienza di convalida. Dire che i controlli non ci sono e che le forze dell'ordine non intervengono tempestivamente in caso di necessità è falso. La zona del quartiere delle Magnolie, vista la criticità e le criticità che sono state più volte sollevate e palesate, è presidiata spesso e volentieri dalle forze dell'ordine con servizi di controllo congiunti anche straordinari sia di giorno che di notte. E quanto trapela quest'oggi dalla questura di Udine dopo le proteste di residenti e commercianti proprio di Borgo Stazione. Gli interventi di forze dell'ordine e polizia locale, come dimostrato dall'attività svolta ieri pomeriggio, aggiungono dalla questura udinese, sono sempre tempestivi. Intanto, per dovere di cronaca, il sindaco Pietro Fontanini ha visitato questa mattina l'agente che è rimasto ferito ieri nella colluttazione avvenuta a Borgo Stazione. Ne parleremo nel corso di A voi la linea dopo il nostro telegiornale. La rissa tra stranieri a Udine e poi la gestione dei migranti con le problematiche riscontrate negli ultimi tempi, in particolare a Gradisca di Sons e Trieste. In questo contesto arriva in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia il testo unico sull'immigrazione. Ne abbiamo parlato direttamente con l'assessore all'immigrazione e alla sicurezza della regione Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti. Sentiamolo. Assessore, oggi arriva in Consiglio la legge sull'immigrazione in un momento particolarmente complesso, c'è l'emergenza Gradisca, c'è l'emergenza risse, insomma una situazione particolare, un clima teso. Sì, il clima è teso e purtroppo era ampiamente previsto, l'avevamo già detto e avvisato più volte il governo del pericolo che i flussi non solo scoppiassero ma che non ci fosse più la possibilità di garantire quei trasferimenti come è accaduto negli anni passati. Questo puntualmente è avvenuto perché come sappiamo la rotta sul canale di Sicilia è esplosa, quest'anno gli sbarchi sono esplosi di nuovo, gli sbarchi sul canale di Sicilia hanno saturato tutto il sistema d'accoglienza a livello nazionale, quindi i trasferimenti che c'erano stati garantiti dal Friuli Venezia Giulia in altre regioni avvenuti negli scorsi anni quest'anno sono stati molto limitati. Penso che questa sia una priorità però che il nuovo governo deve prendersi in carico. Certamente c'è un tema che è quello del caro energie che va affrontato al primo Consiglio dei Ministri, penso che il secondo Consiglio dei Ministri debba dedicarsi proprio a questo e le misure da adottare sono semplici, banali e scontate e sono già state verificate per la maggior parte. Noi abbiamo visto che i respingimenti alla frontiera funzionavano, dopodiché la scelta
scelta è stata quella di interromperli ormai 2 anni fa e non riprenderli mai più. Noi abbiamo visto che le pattuglie miste funzionano, solo che se le fai partire a settembre, quando il grosso dei flussi è già arrivato, evidentemente non servono assolutamente a nulla. E in più, un passo in più che possiamo suggerire al prossimo governo che si formerà, al prossimo ministro dell'interno, il ministro degli esteri, è quello di pensare a un accordo internazionale con la Slovenia e la Croazia per creare una sorta di forza di polizia congiunta da mandare sulle frontiere esterne dell'Unione Europea, perché quelle persone non arrivino in un paese che non è il primo ingresso come l'Italia e quindi bloccarli già al confine con la Croazia. La Regione non ha competenze su questo tema e quando le ha sono molto marginali e noi su quei margini cerchiamo di lavorare. La politica e il ruolo degli esponenti del Friuli Venezia Giulia riconfermano i ruoli di capogruppo per il senatore Luca Ciriani di Fratelli d'Italia e per la deputata Deborah Serracchiani per quanto riguarda il Partito Democratico. Il Movimento 5 Stelle non ha invece puntato sull'ex ministro Stefano Patuanelli, attesa ora per la formazione del governo dove non ci saranno ministri della nostra regione. In lizza per un ruolo da sottosegretario ci sono però sia Rizzetto che Gava che pure Savino. Imminente, forse già entro il weekend, è questa la deadline per il nuovo governo, la cui formazione è agitata dalle ultime dichiarazioni di Silvio Berlusconi, che ha fatto sapere ai suoi di aver riallacciato i rapporti con Putin. La premier in pectore, Giorgia Meloni, cerca di buttare acqua sul fuoco e se la lista dei ministri è ancora da limare c'è la certezza che non ci sarà un esponente del Friuli Venezia Giulia a guidare un dicastero. Il pordenonese Luca Ciriani non farà parte della squadra di governo dopo la riconferma a capogruppo in Senato per Fratelli d'Italia. Il politico friulano oggi si è detto in attesa delle decisioni del Presidente della Repubblica. Spero che alla fine questa telenovela, i totoministri, le trattative, le dichiarazioni vere e false possano finire presto. Ha sottolineato, è molto più importante, dare un governo al Paese. E a proposito di capogruppo, il PD alla Camera ha puntato ancora sull'ex Presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, pronta a guidare ancora i Dem a Palazzo Madama. Serracchiani non ha mancato di rimarcare come le dichiarazioni di Berlusconi e del neopresidente della Camera Fontana destabilizzano la credibilità della politica estera italiana. Nessun ruolo guida invece per l'ex ministro triestino Stefano Patuanelli. Al Senato il Movimento 5 Stelle ha puntato su Barbara Floridia come capogruppo. Quanto ai parlamentari friulani, hanno qualche chance di occupare un posto da viceministro o sottosegretario i deputati Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia e la leghista Vannia Gava, già sottosegretario all'ambiente e alla transizione ecologica nel governo Conte 1 e Draghi, e nonostante la non elezione potrebbe tornare in gioco anche Sandra Savino di Forza Italia. 2 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Udine. Siamo in via Zanussi per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia locale di Udine. Un motociclista ha investito una donna che stava camminando. Quest'ultima ha riportato lesioni considerate serie al bacino e pure alle gambe. È stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto la Sores ha inviato anche un'ambulanza con la quale è stato trasferito nello stesso nosocomio anche il motociclista che ha riportato traumi alla parte alta del corpo. Un volume del 600 in lingua francese di carattere dottrinale religioso di San Girolamo è stato consegnato al direttore della Biblioteca della Curia dell'Ordine dei Gesuiti di Roma, dei Carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Udine. Il libro è stato riconsegnato al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Gorizia e intrapresa dopo il monitoraggio dei canali di e-commerce finalizzato alla ricerca di libri antichi e illecitamente commercializzati. Il volume era stato infatti messo in vendita su una piattaforma commerciale da un privato residente nel capoluogo isontino. L'annuncio di vendita era stato pubblicato per conto di un amico di San Donà di Piave che a sua volta ne era entrato in possesso dopo aver sgomberato una cantina privata. Questa mattina a Cussignacco è stato inaugurato il primo ambulatorio di quartiere del comune di Udine. Si tratta di un servizio considerato di ascolto e di supporto del territorio rivolto in particolare alle persone considerate fragili e agli anziani. La popolazione invecchia inesorabilmente, anche per questo il comune di Udine ha deciso di ripristinare, rinnovandolo, un servizio che anni fa veniva erogato in favore delle persone fragili e anziane. Questa mattina a Cussignacco è stato inaugurato il primo dei 7 ambulatori infermieristici di quartiere previsti in città.
Si tratta di un servizio realizzato avvalendosi dei professionisti e dei volontari della Croce Rossa Italiana, finanziato attraverso il 5 per 1000. L'ambulatorio di quartiere eroga delle prestazioni sanitarie di base che ci sono state autorizzate dal Dipartimento di Prevenzione, quindi dall'azienda sanitaria, che sono piccole medicazioni, iniezioni sottocutanee, ma soprattutto è un ruolo nel quale le persone possono venire quando hanno dei bisogni di salute e in qualche modo, mi riferisco soprattutto agli anziani, hanno difficoltà a accedere ai servizi. A quello di Cussignaco nei prossimi giorni seguirà l'apertura di altri 6 ambulatori, tra i quali quelli di Sant'Osvaldo, Paderno, Laipacco e Rizzi. Storicamente da qui partì il primo ambulatorio di quartiere per la città di Udine, delle circoscrizioni, e qui c'era all'inizio, è partito con una suora infermiera, mi ricordo ancora, ero giovane, qui sarà veramente adoperato molto, usufruito molto, diciamo, perché tante persone anziane veramente chiedevano continuamente questo servizio. In un momento economico di grande incertezza, il Friuli Venezia Giulia dimostra di essere una regione attrattiva e dal mondo cooperativo arrivano segnali che inducono ad avere speranza per il futuro. A Pasian di Prato è stata inaugurata la sede regionale di un'importante impresa che arriva dal bolognese. Il Friuli Venezia Giulia sta diventando una regione sempre più attrattiva per nuove imprese. Il caso della cooperativa edile Appennino, che ha inaugurato la sua nuova sede a Pasian di Prato. Specializzata nella manutenzione di reti pubbliche, dighe e bacini, l'impresa di costruzioni, che ha sede a Monghidoro in provincia di Bologna dal 1982, nel 2021 ha prodotto un fatturato di circa 70 milioni di euro. Attualmente occupa 450 addetti e nel Friuli Venezia Giulia conta 70 dipendenti. Lo spostamento della sede legale qui a Pasian di Prato è un momento importante per il traghettamento proprio di CEA verso il suo terzo passaggio generazionale e vediamo nel Friuli Venezia Giulia una terra piena di opportunità. La cooperazione sta dimostrando ancora una volta la propria capacità di condurre investimenti significativi anche in un momento economico di grande incertezza, spiega il presidente regionale di Confcooperative Daniele Castagnaviz. Il mondo della cooperazione regionale è sicuramente orgoglioso di questa scelta che fa CEA, cooperativa molto importante dal punto di vista del settore dove lavora, è anche una cooperativa che si preoccupa moltissimo della salute dei lavoratori e sull'infortunio. Il porto di Trieste e SIOT puntano a passare un cavo sottomarino nell'Adriatico per migliorare la comunicazione dati, un obiettivo considerato ambizioso al quale si accompagna la volontà di procedere con la comunicazione quantistica per rendere più sicure le connessioni. Dal protocollo d'intesa alla realtà, il progetto di comunicazione quantistica promosso dall'autorità portuale dell'Alto Adriatico orientale trova nuovi partner e se da un lato mira a rendere sicura e ultraveloce la connessione dati, dall'altro punta un obiettivo ancora più grande che si realizzerà tramite un accordo tra la stessa autorità portuale, SIOT che gestisce l'oleodotto transalpino, Telsi, società del gruppo Team, e Quantum Telecommunication Italy, la prima società italiana dedicata alla produzione di sistemi di Quantum Key Distribution. Come Trieste è riuscita a portare in fondo all'Adriatico delle navi, facendo vedere che dall'Adriatico si raggiunge con un network intermodale tutte le parti più importanti di quello che è il mercato europeo, la stessa cosa la si vuole in qualche modo replicare a livello di cavi sottomarini. Insomma, questo è un mondo importante, il valore oggi, lo sapete meglio di me, non viaggia solo attraverso le navi, anzi viaggia soprattutto attraverso i dati, attraverso il traffico dati. La maggior parte del traffico dei dati a livello globale si muove sotto i mari ed è chiaro che quindi un porto aspira non solo ad essere leader nel gestire ciò che sta sopra i mari, ma anche ciò che sta sotto. Era questa la nostra ultima notizia, ci fermiamo per qualche istante e torneremo tra pochissimo con A voi la linea. Grazie per l'attenzione.